ringrazio la Fondazione Capeller per aver pensato a questo tipo di concorso che mette in relazione due grandi patrimoni della città, le nostre aziende e i nostri ragazzi. Ci sono 8 presidi, 70 studenti, 30 professori, grandi aziende che sponsorizzano. Questo concorso è nato perché noi imprenditori vogliamo cercare di dare il nostro contributo alla formazione dei giovani che saranno protagonisti un domani nelle nostre aziende e anche nella società. Terzo classificato, Istituto Garbin di Schio. Siamo quelli che diamo un indirizzo politico alla scuola, cerchiamo di creare un ambiente che favorisca sia l'istruzione dei ragazzi in generale, ma anche e soprattutto, essendo un istituto professionale, il rapporto con le aziende. Il secondo classificato è ITIS Alessandro Rossi. Ciò che mi ha fatto appassionare principalmente alla materia sono stati i professori. Non soltanto un interesse personale, ma quello che il professore riesce a trasmettere dalla cattedra agli alunni è la parte più importante che secondo me la scuola deve investire principalmente. Quindi un bravo professore formerà dei bravi alunni. Questo connubio credo che sia molto importante tra impresa veneta, impresa insomma del nostro territorio e poi i nostri istituti. E credo che anche il premio di oggi vada in questa direzione, che la tecnologia, tutto quello che noi oggi abbiamo a disposizione fortunatamente insomma ci permette sicuramente di alzare l'asticella, ma la professionalità, la competenza, le skill personali diventano fondamentali. Primo classificato e il vincitore del concorso Capeller edizione 2025. Istituto di Istruzione Superiore e Inaudi Scarpa. Scrivere non è facile, cosa dite? Nella scrittura io vorrei ringraziare uno dei nostri compagni che oggi non è potuto venire, perché è stato lui alla fine che ha dato il contributo maggiore a questa scrittura. Sì, è stato un lavoro di squadra. È stata l'intuizione di appassionati imprenditori, innamorati del loro territorio, che hanno deciso di impegnarsi nelle scuole e hanno trovato scuole così capaci, intelligenti e innamorate del loro territorio di aprire le porte. È sostenibilità sociale. Io vi auguro e sarò sempre presente a questi concorsi perché mi piace molto, perché mi rincuora. E voi sappiate che state vivendo nel più bel paese al mondo. Andate dove volete, ma ritornate, perché le nostre imprese hanno bisogno di voi.